Portali a casa sani e salvi, Bob. Bob è il guidatore della compagnia, l'amico che si impegna a non bere per fare da autista agli altri. Tra poche ore scatterà la campagna Guido con prudenza, 10ª edizione, promossa da Polizia Stradale, ANIA e Sindacato Locali da Ballo. Le statistiche dicono che in Veneto il 24% delle vittime di incidenti stradali avevano meno di 30 anni. La Stradale di Venezia nei primi 6 mesi del 2013 ha rilevato 2 mortali, lo stesso numero del primo semestre 2012. Così anche quest'anno nei locali di Jesolo, hostess e steward dell'ANIA inviteranno le compagnie di ragazzi a nominare il loro Bob e distribuiranno alcol test monouso. Contemporaneamente la polizia stradale aumenterà i controlli sulle strade vicine alle discoteche e se i ragazzi saranno trovati sobri riceveranno biglietti d'ingresso omaggio per le settimane successive. A Jesolo coinvolti per ora 4 locali. Per 11 serate noi saremo presenti nel litorale veneziano con un forte dispositivo di 4 nuclei, quindi ho ben 8 pattuglie, per fare, speriamo, tantissima prevenzione e poca repressione. Speriamo che passi il messaggio forte che si vuol dare il servizio polizia stradale assieme all'ANIA e al SILB di divertirsi ma con tanta prudenza. I dati sulla mortalità stradale a Venezia sono in calo dopo i pessimi dati del 2011, durante il quale sulle strade della provincia persero la vita 60 persone, 13 delle quali erano under 30.